Allora, buonasera a tutti, buonasera a voi presenti, buonasera a coloro che sono collegati via Zoom. Oggi abbiamo il professore Alberto Diaspro che ci terrà una conferenza sul microscopio ottico e l'intelligenza artificiale. No. Atomico. Comunque è ottico. Non è male. Atomico e cosa ho detto io? Ottico. Va bene, perché è ottico. Va bene, diciamo giusto, microscopio atomico e l'intelligenza artificiale. Allora, due parole su Alberto Diaspro, che è professore ordinario di fisica applicata presso il Dipartimento di Fisica di Genova, è accademico di questa Accademia Ligure di Scienze e Lettere, è associato all'Istituto di Biofisica del CNR ed è direttore di ricerca del Nanoscopy Beacon Center all'Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto di Tecnologia che quest'anno ci darà altri relatori che durante sia il primo semestre che nel secondo semestre. Qual è diciamo, l'attività principale, potremmo dire così, del professor Diaspro e del professor Diaspro? È la virtuosia ottica, posso dirlo adesso, che diventa atomica per la sua capacità di fornire una precisione di localizzazione di Armstrong di molecole fluorescenti a temperatura ambiente e pressione atmosferica. E ancora si può dire che siamo in tempo di intelligenza artificiale e quindi grazie a questo il microscopio ottico diventa intelligente e possiamo, diciamo, avere ricadute anche in campo medico, specialmente per quanto riguarda la possibilità che da una radiografia digitale si possano ricavare immagini PET MR senza doverle concretamente acquisire con un dispositivo. Io credo di aver detto fin troppo tutto quello che c'era da dire. Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito. Lasciamo la parola al professor Biasco. Grazie davvero. Allora, intanto grazie, è un onore sempre essere qui e grazie a voi per aver partecipato. Va bene così? Ok. Il titolo, il microscopio atomico, ma in fondo è giusto averlo definito come ottico, il microscopio atomico e l'intelligenza artificiale. Credo che siano due argomenti. Beh, il primo, a dire il vero, alle persone interessa non tantissimo, sembra. Anche se tutte le volte che parliamo di ricerca di qualcosa, che siano soldi o siano soluzioni per il Covid, c'è qualcuno al microscopio. Però poi le persone si dimenticano che ci sono le persone che fanno ricerca al microscopio. L'intelligenza artificiale, invece, mi permetto di dire che ha preso un po' più il piede. E allora, prima di iniziare, però, volevo ricordare che nel 2008 è uscito su Sistemi Intelligenti un bellissimo lavoro di Vincenzo Tagliasco, lo stesso anno che ci ha lasciato, dove Vincenzo diceva che l'intelligenza artificiale è la risposta seria della tecnologia alla fantascienza. Lo diceva nel 2008. E credo che questo sia abbastanza in linea con quello che stiamo vivendo oggi. Mi permetto ancora un'altra piccola digressione, perché sono sicuro che la maggior parte di voi ha letto il Fedro di Platone. Nel Fedro di Platone, proprio nell'ultima parte, quando Socrate parla a Fedro, gli racconta un aneddoto e gli racconta l'aneddoto del dio Teu che aveva inventato tantissime cose. Il dio Teu aveva inventato i numeri e anche l'abaco, aveva inventato le macchine geografiche, le mappe geografiche e sapeva di astronomia. E poi aveva inventato le lettere. Quando presenta questa sua invenzione all'ere di Egitto di allora, Tamu, questo è l'aneddoto che racconta Socrate a Fedro, il re d'Egitto non è affatto contento. Gli dice, guarda, ah sì, vedi, tu hai fatto una gran brutta cosa, perché le lettere faranno sì che le persone si dimenticheranno di studiare le cose, non eserciteranno più la memoria, non eserciteranno più virtù nel ricordarsi le cose. Se ci pensate, sono le stesse cose che noi oggi diciamo circa il chat GPT e circa l'intelligenza artificiale. Eppure, dal 387, mi sembra, avanti Cristo ad oggi, con le lettere abbiamo fatto un po' di strada. Allora, lego il microscopio atomico, che è un microscopio ottico, all'intelligenza artificiale. E ho chiesto a ChatGPT
di disegnarmi un microscopio ottico atomico dotato di intelligenza e mi ha disegnato questa cosa qui. Me l'ha disegnata e la cosa che a me non piace molto questa rappresentazione, però se fate caso ha inserito degli esseri umani intorno al microscopio, proprio piccolini, no? Sembra che siano, non so, siano per dare l'idea dell'intelligenza. Non so se... Ah sì, si vede, sì, sì, qua dietro. No, si vedono gli omini, eh sì, questo non vede, però quell'omino lì e poi quest'altro, quell'altro lì sotto. Eh, in realtà il microscopio al quale faccio riferimento è questo. È un microscopio che sta sui tavoli di ricerca dei laboratori di IT, dell'università, del CNR. I pezzi ottici sono distanziati perché abbiamo le dita grandi, quindi dobbiamo poter in qualche modo mettere insieme le cose, ma insomma ci serve un po' di spazio, ci sono tantissime cose. Poi, però, se vado a vedere che cosa succede alla microscopia ottica, è uscito recentemente un lavoro che non mi interessa commentare più di tanto, ma che vi faccio vedere questo albero non per commentarne tutti gli elementi, sarebbe, siete gentili, stareste forse anche molto tempo, ma ce ne vorrebbe veramente molto, ma solo per dire che intorno alla microscopia ottica, negli anni, e qui forse sono coperti, ah no, dal 1930 ad oggi, volendo solo partire dal 1930, sono state sviluppate un'infinità di soluzioni per fare cosa? Per studiare il vivente. Se pensate poi al microscopio ottico, io almeno non posso fare a meno di pensare a questo dipinto che è l'Impero delle Luci. L'Impero delle Luci che ho visto recentemente al Guggenheim a Venezia in realtà, e che dentro ha tantissimi aspetti che ricordano proprio la microscopia ottica. C'è qualcosa che è nella penombra che vorremmo vedere, ci sono delle luci a una finestra che sono quelle che governiamo noi, ci sono delle luci artificiali che sono i lampioni, che sono quelle che a volte usiamo o meno, e poi c'è la luce naturale, che è quella che possiamo tutti utilizzare. E sempre, diciamo, in questo dominio mi viene in mente, non solo perché siamo appena usciti dai 100 anni di celebrazioni di Calvino, che se rileggete Palomar trovate questa frase bellissima: quando nel cielo ci sono le stelle, io devo andare fuori e osservarle, non ne posso fare a meno. Ed è questo quello che spinge tutte le ricercatrici e i ricercatori che fanno microscopia a fare questo. E allora mi viene in mente che in effetti ci vuole molto entusiasmo per fare tutto questo, molta curiosità. Questa è la locandina di un film recente, I Fabelmans. Ma la cosa che vi voglio far vedere di questo film in realtà è il trailer, perché nel trailer c'è quello che ci unisce. C'è qualcuno che vuole fare qualcosa, qualcun altro che gli dà uno strumento per farlo, e poi c'è l'immaginazione. È una mamma che regala al bambino una cinepresa e lui la userà per fare delle riprese anche di cose incredibilmente semplici, forse scontate, e poi proietterà quelle immagini dove può, sul palmo della mano. Quel bambino è Spielberg, a dire che con la luce, con degli strumenti si possono fare tantissime cose. E allora erano anche i 50 anni dei Pink Floyd, ma per essere seri, diciamo, ci rimettiamo a Newton, ci rimettiamo a tutti gli studi che riguardavano l'interazione della luce con la materia. Ma quando uso la luce, uso il microscopio, così come ha fatto il piccolo Spielberg, così come fanno tutte le ricercatrici e i ricercatori nei laboratori, in realtà cerco di osservare qualcosa, cioè cerco di descrivere la realtà in un modo leggermente differente rispetto a quello di usare solo le lettere. Cerco di dare una rappresentazione figurativa. Federico Cesi, quando ha fondato l'Accademia dei Lincei, parliamo del 1600, primi del 1600, ha in mente questo esperimento, un esperimento grandioso, che hanno in mente tutti
in date differenti, quello di raccogliere tutto il sapere esistente, cioè pregresso e in quel momento, in un'unica soluzione, in un unico grande libro, in questo caso fatto non solo di descrizioni letterali, ma anche di descrizioni figurative. L'apiarium e anche la melissografia in realtà sono i primi due grandi scritti dove la natura viene raccontata in modo figurativo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, invece, spesso ci dimentichiamo, e questo soprattutto, questo, credo che per le donne questo sia quasi peggio dimenticarsene, che la prima programmatrice della storia è stata Ada Byron Lovelace. Ma Ada Byron Lovelace, figlia di Byron, di un poeta e di una matematica, Ada, alla quale è stato dedicato anche un linguaggio di programmazione, non solo è stata la prima programmatrice della macchina mai realizzata da Byron, era una macchina, era un calcolatore meccanico. Il programma che ha scritto serviva a calcolare le serie di Bernoulli, che sono sicuro, Bernoulli l'ho detto bene, serie non sono sicuro, forse dovrei dire numeri, mi rimetto al professor Bottaro nel caso avessi sbagliato. Ma Ada fa una rivoluzione molto più grande. Ada dice a tutti: smettetela di pensare al calcolatore meccanico come qualcosa che tratta i numeri e produce dei numeri. Erano gli anni della macchina tessile di Jacquard. Ada dice: guardate che voi il calcolatore con le schede perforate lo potete programmare per fare musica, per fare poesia, per fare arazzi. Von Neumann negli anni 50, quando costruirà il suo cervello elettronico, dirà grosso modo la stessa cosa. Von Neumann dirà: qualunque cosa l'uomo sia in grado di descrivere precisamente, il calcolatore lo potrà fare. Quindi lei è stata un'anticipatrice di tutto, della programmazione classica o meno. E allora torno a questo strumento sul quale non voglio, e non sarebbe neanche il caso di entrare nel merito, ma ve ne ho fatto vedere una foto per farvi vedere quanti componenti ci sono e poi vi faccio vedere uno schema per dire che è uno strumento relativamente complesso, è fatto di tanti pezzi e il fatto di metterli tutti insieme nello stesso microscopio non viene da nessuna pulsione tecnologica, viene dal fatto che essendo a Genova possiamo usare una sola sorgente di luce per fare più cose, anziché comprarne tante o averne tante per fare cose differenti. E poi possiamo usare un unico sensore per raccogliere i dati. Quindi andiamo a risparmio e in qualche modo ci attrezziamo per usare le cose per fare tantissime attività. Il nome che gli abbiamo dato è Momix, questo è il microscopio col quale arriveremo al microscopio atomico, e al di là di quello che sta scritto in quelle palline, Momix mette insieme tante cose, inclusa l'intelligenza artificiale, cioè mette insieme la nostra capacità di usare la luce, di interagire, di vedere come la luce interagisce con la materia, vivente preferibilmente, per poterla rappresentare. E quando ho raccontato questa cosa ad una ragazza che si chiama Marta Fioravanti, lei è una grafica, mi ha fatto questo disegno. E se guardate quel disegno, lei ha colto, lei non si occupa di scienza, non si occupa di microscopia, non si occupa di intelligenza, di nulla, di tutte queste cose, è un grafico, è una letterata. Allora ha disegnato la faccia di una persona che ha un'idea, che punta, come ha fatto genialmente Galilei. Janssen aveva il cannocchiale, ma Galilei l'ha puntato in cielo, non l'ha puntato per guardare le navi che arrivavano. Quindi ha un'idea, guarda lontano e lì c'è il vivente, laggiù in fondo c'è del DNA, c'è una cellula e poi c'è la luce. E di nuovo io ho una mia motivazione che molti di voi sanno per lavorare in microscopia ottica del visibile. Il visibile va dal rosso al blu,
che sono i colori della città in qualche modo calcisticamente parlando, quindi questa è la mia vera motivazione scientifica. Per gli altri ricordo che il bianco e il nero, spiace, non sono colori, questo è vero. In mezzo però Marta che cosa ha messo? Ha messo quei tubi innocenti che rappresentano l'intelligenza artificiale. A dire, ci sono delle cose che riuscite a vedere in modalità differenti e che a seconda dei segnali che vi mandano potrebbero nascondere una complessità come questa. Di fronte a quelle 4 luci che avete visto prima, questo è uno spettacolo dei Momix, dietro ci sono e ogni tanto appaiono delle persone che svolgono le loro interazioni con un buon livello di complessità. Allora quello che vogliamo fare è provare ad entrare nel vivente usando la luce visibile, sotto la quale stiamo bene, non la assorbiamo, ci piace stare sotto alla luce del sole, e il vivente si lascia penetrare dalla radiazione, quindi possiamo pensare di penetrare negli umani, possiamo pensare di penetrare nei campioni e possiamo quindi provare ad assistere allo spettacolo che danno le cellule quando tra di loro comunicano delle cose, si muovono, si scambiano informazioni e determinano il nostro destino. Poi però siamo all'Accademia e allora questi 2 signori hanno dato 2 indicazioni differenti riguardo ai fenomeni, riguardo al dire un fenomeno è questo, quest'altro, e finché non lo osservi, finché non lo vedi, finché non riesci a definirlo. Ma voi vi ricordate quando è stata la prima volta che avete capito che non riuscivate a vedere qualche cosa? Ci avete mai pensato? No, forse no, io credo che ci abbiate pensato. Per quanto mi riguarda è la neve, ma non perché la neve copre le cose, perché ero molto piccolo, davanti a me nel palazzo di fronte abitava una ragazzina del Sudafrica, carina, e le avevano mandato una lettera, e in questa lettera c'era un francobollo che non è questo, ma è simile, dove c'era il fiocco di neve. Ma io la neve non la vedevo mica così. La vedevo bianca che copriva le cose. Certo, se avessi aspettato un po', avrei potuto capire dopo tanti anni di studi che la materia, sotto certe sollecitazioni, si organizza sempre nello stesso modo, quindi avrei potuto vedere quella rappresentazione della neve magari su una portiera fredda di un'auto, perché la materia tende a organizzarsi a fattori di scala differenti nello stesso modo. Allora non ci ho pensato, il nonno mi ha regalato un microscopio e ho cominciato a usare il microscopio per questo motivo. D'altronde c'è stato un signore, questo qui, che ha passato tutta la sua vita ad osservare i fiocchi di neve. Ma il fiocco di neve, uno dice, ma perché parliamo del fiocco di neve, dobbiamo parlare del microscopio atomico? Perché il fiocco di neve ci porta in mente la complessità del vivente. Ogni fiocco di neve è differente, ma è differente perché quella piccola sollecitazione differente tra un fiocco e l'altro che l'atmosfera gli dà lo fa assemblare in modo differente, e noi di sollecitazioni differenti ne abbiamo tante, quindi il livello di complessità nostro è elevato. Il microscopio è questo in fondo. Questo è un microscopio di amici, ma è pur sempre un pezzo di vetro curvo con della luce visibile che entra dentro e qualcuno che va a leggere le informazioni. Poi però se andiamo a vedere quello che è successo in tutti questi anni, ringrazio Francisco Balzarotti, che è uno dei microscopisti più interessanti che ci sono sulla scena in questo momento. È argentino e ha lavorato con Stefanelli, ora è un laboratorio a Vienna. E mi permette di usare questa sua slide. Beh, in questa si ricorda solo il fatto che in tanti anni con il microscopio si sono cominciate a vedere delle cose che con gli occhi non si vedevano. Insomma, quello che riuscite a vedere con gli occhi lo sapete. Qual è il dettaglio minimo? Il decimo di millimetro sempre per via dei genovesi, no? Perché un costruttore di righelli da scuola non farebbe mai 2 lineette troppo vicine se voi non le riusciste a vedere, sarebbe un grandissimo spreco.
il decimo di millimetro, ma il decimo di millimetro sono 100 micrometri e 100 micrometri sono 100.000 nanometri e una proteina è grande 5 nanometri. Quindi abbiamo un problema superiore a quello di Houston per certi motivi. E poi abbiamo un altro problema. E noi non assorbiamo la luce visibile. Cioè non c'è modo di fare contrasto. Se noi assorbissimo la luce visibile, cioè quella che va da rosso al blu, bruceremmo come dei cerini, perché sappiamo che assorbimento vuol dire innalzamento di temperatura. Quindi se noi assorbissimo la luce del sole, sarebbe la fine. E allora come facciamo a creare il contrasto? Perché quando noi osserviamo vengono mischiate due informazioni. Quanto veloce la luce passa attraverso gli oggetti trasparenti e quanta luce mi arriva. La luce che mi arriva è inalterata perché non assorbiamo nessun contrasto. E come passa attraverso gli oggetti è qualcosa che aiuta a vedere anche l'invisibile. Alta, solenne, vestita di nero, parvemi rivedere nonna Lucia. Così inizia davanti a San Guido. E qua voi riconoscete Carducci, credo. Nobel, 1906. Sui libri si dice il primo Nobel italiano, che è falso. In quell'anno il Nobel lo prendono in due e dato che viene citato prima, viene consegnato prima il Nobel per la scienza, è l'altro o l'altra il primo premio Nobel italiano. Carducci lo conoscete tutti. E l'altro Nobel è Camillo Golgi. Ma di Camillo Golgi si parla pochissimo, della microscopia interessa veramente poco. Però di Camillo Golgi si parla decisamente poco. È Camillo Golgi. E Camillo Golgi fa una cosa eccezionale. Rende visibile l'invisibile. Mette a punto la reazione nera, poi trarrà delle conclusioni discutibili. E infatti ricordiamo di più Ramon y Cajal che prenderà il Nobel insieme a lui. Però Camillo Golgi ha preso il Nobel nel 1906 insieme a Carducci. E poi per vedere l'invisibile arriva negli anni 50 il signor Zerniche che si inventa un modo per tradurre la differente velocità con cui la luce passa attraverso oggetti affollati differentemente dalle molecole in intensità luminosa, anche se sono trasparenti, e inventa il contrasto di fase. Quindi abbiamo guadagnato questo, però se vogliamo vedere bene quello che succede, c'è una cosa interessante che è la fluorescenza. Conoscete tutti probabilmente la fosforescenza, quella di quelle stelline che potete comprare, le tenete sotto il sole, poi si spegne la luce in camera, si fa insieme una passeggiata nel cielo stellato. Quella è fosforescenza, carico di energia qualcosa e questo qualcosa per riemetterla anziché sudare, urlare o diventare rosso, emette luce in una scala di tempi molto lunga. La fluorescenza invece la emette in una scala di tempi nano, che quindi non riusciamo a percepire. Dobbiamo continuamente mandare energia per avere un segnale. Se chiedo a un mio amico David Jameson perché usare la fluorescenza, lui dice perché è cosa carina, perché ci sono tanti colori, tante cose. Però in realtà la fluorescenza vuol dire che io dispongo di molecole che se illuminate emettono luce di un altro colore, brillante, e che posso attaccare in modo estremamente specifico, dovrei dire biochimicamente affine, a degli oggetti dei quali voglio vedere la posizione e il modo in cui, diciamo, in qualche modo interagiscono dentro al vivente. Quindi posso usare delle molecole che emettono luce blu per vedere dove sta il DNA, luce rossa per vedere dove stanno i mitocondri, verdi per vedere dove sta il citoscheletro, eccetera. Quindi è molto selettiva. Però la fluorescenza ha tantissime altre possibilità. È molto sensibile a tutto quello che succede lì intorno. Veramente molto, molto sensibile. Se cambia di poco la temperatura, se cambia di poco l'acidità, se un campo elettrico sta attraversando il sistema e è cambiato, è molto sensibile a tutto questo. A volte ce ne dimentichiamo, ma non nel nostro caso. Quindi se Golgi dipingeva, tratteggiava cose del genere,
Oggi, utilizzando la fluorescenza in modo specifico, riusciamo a vedere quello che succede nel vivente in un modo che non immaginava che oggi sarebbe successo. I colori che vedete non sono colori perché è carina, sono colori perché dicono che c'è una relazione morfologica e funzionale tra quei differenti neuroni. E poi, se andiamo dentro al nucleo e proviamo a vedere cosa succede, possiamo fare dei modellini tridimensionali, ma al di là della bellezza del modellino tridimensionale, quello che importa è che siamo specifici, cioè a ognuno di quei colori riusciamo ad associare qualcosa che ci potrebbe interessare, cioè andiamo a mettere delle bandierine sopra delle molecole che ci interessa visualizzare dove stanno e come si muovono nel vivente, nello spazio tridimensionale. In tutta questa storia abbiamo un grosso macigno sulle spalle, che è la fisica. Siamo limitati da quella che si chiama legge della diffrazione. Poco importa entrare nel dettaglio della diffrazione, ma la legge della diffrazione dice che se io cerco di mandare luce attraverso un foro molto piccolo, a un certo punto la luce si sparpaglia, potrei dire si spatascia così tanto, che se due oggetti, due puntini sono troppo vicini, io non riesco a distinguerli. Quindi siamo sempre limitati dalla diffrazione. Nei libri di scuola troviamo una formula che è quella lì sotto, d uguale a lambda diviso 2ns in alfa, poco importa, chiamata legge di Abbe. Se vi interessasse andate a leggere questo lavoro, perché Abbe comunque non ha mai scritto quella legge. Ha un monumento a Iena, Abbe ha fatto un esperimento di tutt'altro tipo, quella legge torna con le osservazioni di Abbe, ma Abbe, ipercitato l'articolo di Abbe sulla diffrazione, non ha mai scritto d uguale a lambda diviso 2ns in alfa. Lambda è il colore della luce, 2 è un numero, N è una proprietà molecolare della materia, dice quanto la materia è affollata, cioè quanto ritarda la luce nel suo passaggio. Se in alfa, alfa è un angolo, dice quanto è grande il canale di comunicazione tra noi e quello che vogliamo osservare. Quindi più grande è questo canale, meglio è. A me piacerebbe acquisire con un alfa uguale a 90 gradi, cioè in realtà sono limitato a 60. Ma nel 1900, verso la metà del 1940, arriva il signor Giuliano Toraldo di Francia, un fisico, e sbaraglia tutto. Giuliano scrive un lavoro assolutamente eccezionale, questo, e dice guardate, fregatevene del limite di diffrazione. Non è quello che vi impedisce di ottenere un dettaglio. Se voi dovete andare a dipingere, a rappresentare quello che osservate con un microscopio, il microscopio è uno strumento, ha il suo limite intrinseco dato dalla fisica, non ci potete fare niente, lambda diviso 2ns in alfa vale sempre e vuol dire in soldoni 200 nanometri. La proteina è sempre grande 5, non ha cambiato la sua stazza. Voi dovete considerare quello strumento come un canale dove passano le informazioni. Allora, se voi lì dentro, pur essendo limitati, aggiungete altre informazioni, quando cercate di ricostruire l'immagine, potete ricostruirla con un dettaglio migliore di quello che vi permette la fisica. Cioè, Giuliano Toraldo di Francia per primo usa il termine super risoluzione. C'è un ragazzo, Mats Gustafsson, che morirà giovane per un tumore al cervello, che interpreta immediatamente l'idea di Giuliano Toraldo di Francia negli anni, in realtà, verso il 2000, quindi dopo un po' di anni. E vi faccio solo vedere questa cosa, e non mi interessa di nuovo, e forse non interessa neanche a voi andare nel dettaglio, ma solo per dirvi che lui, tra il microscopio e l'oggetto, va a mettere quei fogliettini bianco e neri, che sono dei reticoli, dei quali conosce bene il passo, conosce bene le distanze, e acquisisce non una immagine col sistema limitato dalla diffrazione, ne acquisisce 3, 5, e ogni volta le modifica in un modo che sa e che utilizza per poi ricostruire l'informazione, cioè va a mettere sulle spalle di un reticolo
molto più fine rispetto a quello che lui potrebbe vedere con gli occhi, quei dettagli che con gli occhi non riesce a vedere. E poi matematicamente li ricostruisce e ottiene questo risultato. Cioè lui passa da quell'immagine che sembra un po' nella nebbia di una cellula a quella che vedete dall'altra parte, ad un dettaglio che c'è in centro. La stessa cosa fanno recentemente delle persone che utilizzano altri metodi, faccio vedere questa solo perché se guardate quella fila dove c'è quella pallina rossa e dei diversi S, dicono semplicemente che raccolgono l'informazione da più sorgenti e anziché ottenere quello che vedete lassù in cima, cioè un'immagine un po' sfocata, ottengono questa. La ottengono, non hanno migliorato lo strumento, hanno solo raccolto da punti di vista differenti. A Genova, Mario Bertero fa calcolo e lo fa sulle immagini che arrivano dal microscopio. Riceve delle informazioni numeriche e deve ricostruire, utilizzando un risultato di tipo numerico, quello che ha prodotto quei numeri, in modo più fedele possibile. Che informazioni in più può aggiungere Mario Bertero quando ricostruisce? Un'informazione molto semplice. Noi quando osserviamo la cosiddetta intensità luminosa è positiva, numericamente parlando. Quindi in tutte le soluzioni che lui individua per ricostruire un'immagine, ha un vantaggio che usa e quindi riesce a ricostruire un'immagine migliore di quella che vedreste con il solo strumento microscopio, che è quella di dire che la soluzione del suo problema, cioè cercare di ricostruire come è fatto un oggetto avendolo osservato con uno strumento che è limitato nella visione, non può essere altro che positiva da un punto di vista matematico. E ottiene un vantaggio. Poi gli viene in mente un'altra cosa. Gli viene in mente questo film di Hitchcock, gli viene in mente che e se io guardassi con più occhi, allora io mando la luce e anziché leggerla su un sensore che legge la luce come mi arriva da chi me la manda, la leggo su una matrice di sensori, su un insieme di istanti. Poi faccio un po' di matematica e riassegno i valori che sono arrivati a tutti questi sensori al punto centrale e ottengo un vantaggio. Si chiama Image Scanning Microscopy. Microscopia a scansione di immagine, non più di punto. Colin Shepard dimostra matematicamente che c'è un vantaggio anche lui nella microscopia cosiddetta confocale e Jörg Enderlen negli anni 90 realizza il microscopio. Parte da un'idea di Bertero degli anni 80, poi dopo un po' diciamo c'è la conferma e si riesce a ottenere un miglioramento in termini di risoluzione. Oggi abbiamo un grandissimo vantaggio. Gli occhi dei quali possiamo disporre stanno in quel prato verde che vedete là sopra, quello si chiama spada array, è un insieme di elementi sensibili alla luce che permettono di fare quello che si chiama conteggio di singoli fotoni. Cioè quando arriva un fotone, uno, viene prodotto un elettrone, uno. Non quando ne arrivano un po', ne vengono prodotti chissà quanti. Uno a uno. Allora l'idea è quella di usare l'idea di Bertero, puntiamo l'oggetto centrale col mirino e raccogliamo, che il mirino è la luce che mandiamo sull'oggetto, e raccogliamo informazioni da delle zone che provengono da zone adiacenti, dei quali sappiamo la distanza dal centro, abbiamo un po' di informazioni per poter riassegnare il segnale. Se facciamo questo, riusciamo a ottenere un miglioramento di risoluzione, ma mi scuso per farvi vedere, per avere messo questa slide. La metto per ricordarmi di dirvi una cosa, che l'avanzamento tecnologico che ho oggi rispetto ai tempi di Bertero non è solo quello di avere un sensore multiplo, non è quello solo di avere un sensore che mi permette di leggere, di assegnare ad un fotone un elettrone, ma è quello di avere un sensore che mi permette anche di registrare il tempo di arrivo della luce da quando parte dall'oggetto, sulla scala del picosecondo, cioè del millesimo di miliardesimo di secondo.
È fantastico, perché la fluorescenza, ho detto, è un fenomeno istantaneo su quella scala. E allora si riesce a fare quella che si chiama spettroscopia a super risoluzione, si riescono a fare un sacco di cose. Non vi tedio più di tanto, però faccio un piccolo spottino sul fatto che in questi anni dalla scuola di Bertero sono uscite un po' di persone, e insieme a me Giuseppe Vicidomini e Paolo Bianchini, che hanno lavorato, che hanno fatto il dottorato al Dipartimento di Fisica, e con loro abbiamo sviluppato non solo una startup che si chiama Genoa Instrument, che ottiene il miglioramento, quel cerchio centrale che vedete, o della spettroscopia utilizzando l'idea originale di Bertero, ma che ha prodotto anche, diciamo, un sistema che viene utilizzato da una ditta che è, diciamo, una delle più grandi in microscopia per realizzare i nuovi microscopi, i microscopi di oggi. Qui ci viene dato credito, e spero mi crediate, di questa cosa. Se non mi doveste credere, passo alla versione inglese di quella pagina e quindi viene dato credito di questa ricerca per dire che qui a Genova si fanno queste cose da tanti anni, ottenendo un miglioramento di risoluzione. Nel 2014 però arriva un Nobel per la super risoluzione. Cominciamo a scendere, ci avviciniamo all'atomico, perché siamo partiti da 100.000 nanometri, siamo arrivati a 200, adesso stiamo arrivando a 10, 3, ma non siamo ancora alla fine del viaggio. Questi tre signori, Betzig, Hell e Mörner, introducono delle aggiunte di informazioni, mentre viene costruita l'immagine, che gli permettono di vedere oltre il limite, di ricostruire delle immagini oltre il limite di diffrazione. Scusate, ritorno su questa solo perché sono convinto che possa piacere senz'altro alla Grazia Tagliaferro, ma anche ad altre e ad altri qua dentro. Questo oggetto che vedete, che sembra un corral del West, in realtà è quello che si chiama il poro nucleare ed è fatto da un insieme di 8 proteine che si possono contare e vedere, ma queste sono immagini vecchie ormai, ma insomma ce ne sono di migliori. Il poro nucleare è quello che permette all'RNA messaggero di portare ai ribosomi quell'informazione che gli permettono di costruire quelle proteine che vogliono ingannare il sistema, che vogliono addestrare il sistema immunitario, ad esempio nel caso del vaccino RNA per il Covid. Quindi è una porta veramente importante che oggi si riesce a vedere, si riescono a vedere le singole proteine, il canestro dove tutto questo passa e si riesce a vedere in tempo reale. I metodi, quali sono le informazioni che aggiungono? Una la potete aggiungere anche voi qui a costo zero. Com'è che potreste vedere in questa stanza meglio? Non chiedete di aumentare la luce perché costo zero. Se voi mettete un pugno chiuso davanti all'occhio e strizzate, immediatamente quello che viene dal centro è leggermente più dettagliato e se volete vedere tutta la scena, basta che spostiate il pugno. Certo, nel vostro esperimento dovrete tenere conto che nessuno di voi se ne vada troppo presto o arrivi troppo tardi, se no rischiate di non vederlo mai o di vederlo 2 o 3 volte. Questo fa parte del progetto dell'esperimento. Però così migliorate. Qual è l'informazione che avete aggiunto nell'idea di Toraldo di Francia? Sapete esattamente da dove viene la luce. E più strizzate il pugno, più esattamente sapete dove la strizzate, da dove arriva. Sotto il microscopio però non posso mettere un pugno. Non ci sta anche sul tavolo ottico, anche volendo. E allora si mette un altro fascio di luce che per una serie di motivi si chiama emissione stimolata ed è quella che si usa anche nei laser, strizza la luce. Invece Betzig e Mörner usano un altro metodo. Quelle cose che voi avete etichettato con una bandierina fluorescente, ne avete etichettate tante, milioni di proteine che stanno dentro alle cellule, perché non gli chiedete di sbandierare la bandierina non tutte insieme, ma un po' per volta? Anzi, sbandieratela quando vi trovate a distanze superiori del limite di diffrazione. Certo, io non posso misurarvi, però vi vedo. E se conto i segnali che arrivano, più segnali arrivano, meglio riesco a localizzarvi. Io chiudo gli occhi, vi chiedo di cantare, ma di cantare in pochi,
E più continuate a cantare, più riesco a risalire alla zona dove arriva il suono. In realtà il limite di risoluzione di Abbe si scala di un fattore radice quadrata di n, dove n è il numero di segnali che raccolgo, nel nostro caso fotoni. Dato che siamo capaci a raccogliere 10.000 fotoni abbastanza agilmente, la radice in quel caso è 100 e quindi sto scalando di 100 volte il limite di Abbe, che era 200 nanometri, e adesso arrivo a 2 nanometri. Certo, ho dovuto chiedere alle proteine di non palesarsi tutte insieme, ma solo un po' per volta. Questo giochino lo posso fare anche in campioni spessi, in un ammasso tumorale. Questo è uno sferoide tumorale dove ci sono tante cellule. Posso navigare con la luce, perché la luce penetra dovunque, con un piccolo barbatrucco in realtà. Il microscopista si vede, peraltro, è pigro e quindi tende a mandare la luce a raccoglierla. Il fatto è che se io mando la luce in questa direzione e la raccolgo luce da tutti. Ma se io mando la luce in questa fila e poi agilmente, non chiedetemi di farlo, immaginatelo solo, io mi sposto di 90 gradi per osservare, sto osservando singolarmente i singoli di questa fila senza che si sovraimpongono uno con l'altro e confusi da tutti gli altri. Si chiama foglietto di luce. Se dentro al foglietto di luce faccio apparire le proteine un po' per volta, le riesco a localizzare con una precisione nanometrica. E allora dentro a uno sferoide tumorale posso andare a navigare, i puntini che vedete sono delle singole proteine, in realtà sono proteine fluorescenti verdi che sono attaccati a un istone, che è l'istone H2B, che fa parte del nucleosoma, che fa parte della cromatina, che fa parte del nucleo, che quando si srotola decide il nostro destino. E quindi posso navigare lì dentro, nello spazio tridimensionale, e raccogliere le informazioni su una scala nanometrica. Poi arriva di nuovo Francisco e dice: però, lo vedi, non ti accorgi che sei sempre limitato dalla diffrazione. Stai sempre utilizzando una lente. E introduce un metodo che si chiama MinFlux, che è indipendente dalla lente e dalla legge di Abbe. So che non è particolarmente interessante leggere queste formule, ma vi voglio solo dare una chiave di lettura. Dove trovate scritto NA, NA è l'apertura numerica dell'obiettivo, cioè il fatto che l'obiettivo accetti informazioni. Dove leggete lambda è la lunghezza d'onda, quindi dove leggete lambda diviso NA vuol dire che a parte il barbatrucco che hanno fatto, che ora non ci interessa andare a vedere esattamente cosa sia, c'è sempre di mezzo la lente. Ma Francisco ha fatto la MinFlux e lì c'è scritto L diviso radice di n. Quel radice di n è sempre il numero di informazioni che raccolgo, cioè il numero di fotoni. L, lui prende una ciambellina, un fascio a ciambella, e lo fa muovere intorno alle singole molecole di distanze che controlla L e raccoglie informazioni da 3 punti. Nel ricostruire l'informazione risultante di posizione di dove stanno le proteine che hanno emesso luce, si può dimostrare che la precisione con cui lui localizza le singole proteine vale lo spostamento che ha fatto fare alla ciambella diviso la radice quadrata del numero di fotoni che ha raccolto. Non parte più da 200 nanometri. Lui quella ciambella la può spostare di 30 nanometri, di 10 nanometri, di 5 nanometri, di 2 nanometri, diviso radice di n. N non gli serve più 10.000, gli basta 100, gli basta dividere per 10. E ottiene una localizzazione incredibile, usando meno luce e perturbando meno il sistema. Beh, questa è la stessa di prima, perché quella di prima era quella che vedete è la ciambellina che si sposta,
e i 3 punti nei quali vengono acquisiti i fotoni. Vedete che tutti gli altri metodi riportano sempre lambda diviso NA tranne questo, che è una variante della main flux. È una variante dove viene fatta fare una piccola oscillazione, modulazione alla ciambella. E quando dico modulazione, mi perdonerete, so che è tardi, ma finisco poi in tempo, mi è venuta in mente un'altra cosa. Perché prima abbiamo parlato di Ada Lovelace. Ma Idi Lamar, un'attrice meravigliosa, interprete del primo nudo cinematografico, ha inventato la modalità in modulazione, che è quella che noi oggi usiamo nei nostri telefonini per parlarci e non dover sentire al telefono la voce di tutti. Quindi ha inventato il salto in frequenza negli anni 30, direi, perché voleva, lei lo faceva, era un'attrice, ha una storia bellissima, Idi Lamar, ma voleva fare in modo che non fosse possibile recuperare le informazioni di dove stavano dei sommergibili quando si mandavano le informazioni via radio, perché se no il nemico poteva colpirli con dei siluri. E quindi le venne in mente questa cosa. Idi Lamar le venne riconosciuto il Pioneer Award quando aveva 83 anni. Non le venne mai, lei fece un brevetto, ma non le venne mai riconosciuto. Questo brevetto, questo salto in frequenza, salto in modulazione, è quello che viene usato per modificare un po' quella formula con quel K che sta lì. Però viene usato in tantissimi campi. Oggi i lavori che escono di microscopia in fluorescenza hanno questi titoli. Siamo entrati nel dominio dell'Angstrom. Cioè il microscopio ottico è diventato un microscopio non più micrometrico, non è più un nanoscopio, ma è un microscopio atomico, nel senso che permette di ottenere una localizzazione a livello dell'Angstrom. In realtà non è nulla questo, perché quello che noi siamo in grado di fare ora è di localizzare dove stanno delle bandierine con una precisione incredibile. Dato che la fluorescenza però è sensibile a quello che viene lì intorno, possiamo pensare di sfruttare questa precisione per capire se lì intorno delle strutture di molecole biologiche stanno cambiando in un certo modo piuttosto che in un altro. Non siamo ancora arrivati lì, ma questa è la strada. Richard Bach direbbe con Jonathan Livingston, non ci sono più limiti. Questi cominciano ad essere adesso i pori nucleari che riuscite ad osservare. Questa è la precisione 5 angstrom e la precisione di localizzazione. In realtà si è arrivati anche a 0,47. Stiamo parlando di misure che vengono fatte a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Non stiamo usando il microscopio elettronico. Il microscopio elettronico permetterebbe di ottenere delle cose del genere e voi siete molto gentili. Sono sicuro che vi lascereste solidificare, affettare, metallizzare e bombardare di elettroni per vedervi a quel dettaglio, ma poi non sarei contento perché, a differenza di questo caso, non potrei seguire quello che succede nel tempo. Ho messo troppe cose e ora forse le salto un po', ma recentemente in microscopia è stata portata dell'altra acqua perché i 3 laureati Nobel per la meccanica quantistica, e forse finalmente le persone hanno capito che non si per la fisica non si tratta di divagazioni filosofiche. Voglio solo dire una cosa, poi se volete ne parliamo, ma non esiste una teoria che sia stata verificata in modo più preciso che non la meccanica quantistica. L'importante è usarla per predire delle cose nel dominio in cui può dare delle risposte. Noi spesso siamo abituati a fare delle domande, mi permetto di dire, sbagliate o sotto condizioni sbagliate e pretendere di ottenere delle risposte giuste.
ma la meccanica quantistica è la teoria che funziona meglio da un punto di vista di riscontro sperimentale. Ora, entrare nel merito di quello che è stato fatto è difficile. Si parla di fotoni abbracciati, interallacciati, si producono usando gli esiti della meccanica quantistica nuove sorgenti di luce. Se volete possiamo parlare del come si fa, ma si producono nuovi sistemi ottici utilizzando il fatto che una cosa che dico, ma mi vergogno un po' di dirla in questo modo veramente da Bacio Perugina, da cartina del Bacio Perugina. Dirac ha scritto quella che è stata ritenuta la formula più bella della fisica, perché nei Baci Perugina potrebbe essere scritto questo: quando due si incontrano, anche se si lasciano, non si scorderanno mai. Quindi le due particelle che sono state legate da una situazione di tipo fisico, anche quando si separano, mantengono il loro legame e quindi se succede qualcosa a una, l'altra ne riporta l'esito. Allora, con questa idea sono stati fatti dei microscopi, tralascio questa immagine. Zelinger, uno dei 3 Nobel, vabbè, guarda un gatto perché il gatto di Schrödinger, queste cose qui, va benissimo. Anche sul gatto di Schrödinger, popolarizziamolo quanto volete, sono sicuro che nessuno di voi, no, sicuro no, insomma, per abbastanza, ha mai visto un gatto contemporaneamente vivo e morto. La chiave sta in quel contemporaneamente, vivo e morto. Però Zelinger ha fatto un microscopio dove c'è una cosa che mi interessa particolarmente che sta in quell'affare rosa, dove con quella linea verde produce della luce, dei fotoni. Poi produce delle coppie di fotoni molto interallacciate l'una con l'altra, quindi che non si scorderanno mai. Una la lascia andare libera, l'altra la fa passare in un cammino dove potrebbe incontrare qualcuno che la distrae, la assorbe oppure, nel mio caso, che è quello che mi interessa di più, ne cambia la polarizzazione. L'altro ne risente. Risentendone manda un segnale differente rispetto a quello che mandava finché non ha incontrato quella cosa. E allora, punto per punto, posso costruire un'immagine che tiene conto dei fotoni non raccolti dall'interazione della luce con quell'oggetto, andando ad utilizzare quello che è successo all'altro fotone. Questo ha dei vantaggi perché permette di utilizzare delle lunghezze dei livelli di energia che non si pensava di poter utilizzare col vivente, cioè andare verso l'ultravioletto, cosa dove non vogliamo andare. Però c'è un'altra questione, e mi avvicino all'intelligenza artificiale così poi ho finito. La chiamiamo label free. Io metto delle bandierine. Cioè vuol dire voi tutte le mattine prendete un autobus affollato per andare da qualche parte. Poi vi sistemate su quest'autobus e a un certo punto sapete come sistemarvi per riuscire a scendere. Un giorno arriva uno che dice che i biglietti sono gratis, no, questa è un'altra storia, però farebbe un disastro del genere rispetto alle code prodotte. Arriva uno e sull'autobus mette ad ognuno sulle spalle uno zainetto grosso modo pari alla sua dimensione corporea. Voi vi organizzereste in quell'autobus nello stesso modo? Sareste proprio sicuri di riuscire a scendere alla prossima fermata se la cosa viene fatta improvvisamente prima che scendiate? Una cellula, quando io gli vado a mettere tutte queste bandierine, si comporta esattamente come si sarebbe comportata se io non le avessi fatto nulla? E quando parlo di una cellula vivente sto già dicendo una cosa grossa, perché c'è una persona che ha dei tessuti, degli organi, gli strappo delle cellule, le separo, le vado a mettere in un bagnetto dove dico, ah, qui stanno bene. E mi guardano, sorridono, e quelle sono le cellule viventi, no? E in più gli metto delle bandierine. Allora l'idea è quella di capire se possiamo fare a meno delle bandierine. Con Paolo Aramoino tanti anni fa facevamo delle immagini di questo tipo, quindi facendo delle sezioni ottiche di oggetti,
senza utilizzare nessuna bandierina, cioè usando quella che si chiama fluorescenza intrinseca delle molecole. Ma anche questa, diciamo, è una fluorescenza simpatica, ma poco affidabile poi alla fine per fare delle grandi cose. Alla macchinetta del caffè però vengono delle idee. Immagino che abbiate usato delle macchinette del caffè e che andando alla macchinetta del caffè tipicamente mettiate la monetina nella fessura. Se cercate di mettere la monetina a 90 gradi è difficile avere un caffè. Se decidete di lanciare la monetina contro la macchinetta avete un caffè, ma probabilmente, ma non immediatamente. E allora, con la complessità della materia potremmo fare una cosa simile. Se io penso alla cromatina, se penso al DNA, 2 metri dentro un sacchetto grande 1/1000 di metro raggomitolato, con tante proteine che bussano a una porta. Se io penso di buttare delle monetine che riescono a entrare in delle tasche di questa struttura adelica, e a seconda di come ne escono io riesco a prevedere come è fatta questa struttura, posso fare a meno di usare la fluorescenza. La mia monetina si chiama luce polarizzata. Cioè prendo la luce e anziché mandarla in un modo qualsiasi, la mando che oscilla in una direzione particolare. I signori della Polaroid questa cosa la sanno bene, sanno che la luce del sole che arriva scompigliata, quando colpisce una superficie e viene ribattuta, ha una polarizzazione speciale. E allora gli occhiali che vi vendono sono degli occhiali dove la fessura della macchinetta del caffè è messa a 90 gradi, quindi quella porzione di luce che è maggioritaria non la vedete. Allora l'idea è quella di usare la luce polarizzata, è una storia vecchia, storia di tanti anni fa, per provare a fare quella che si chiama, è una storia degli anni 80, per provare a fare quella che si chiama microscopia label free. Cosa c'entra con quella atomica? C'entra perché all'inizio potrei pensare di cercare di capire che informazioni mi dà la luce così com'è quando interagisce con la materia, prendendo come riferimento un'informazione su una scala molecolare che mi viene data dall'aver messo delle bandierine. Poi toglierò le bandierine e proverò a capire quello che succede. Tralascio i dettagli, riesco a raccogliere 16 immagini differenti ogni volta che butto la monetina contro il mio campione vivente. Ognuna di queste immagini tiene conto dell'orientamento differente con il quale la monetina è arrivata. L'elemento che vedete nell'affare giallo si accende da un segnale quando la monetina incontra delle eliche che si organizzano in superelica e a seconda del loro livello di organizzazione dà un segnale differente. Se voi andate a vedere di quello scarafaggio, di questo insetto, la superficie, la parte superficiale, scoprite che ci sono delle strutture chirali su quella superficie, che sono quelle che in questo caso danno il segnale, così come quelle che stanno dentro al nucleo riguardanti il DNA. Allora, la faccio brevissima, ma l'idea è quella di andare a mandare della luce sul vivente, controllando lo stato di polarizzazione, e costruire delle immagini colorate che tengono conto di quali sono i differenti orientamenti delle varie macchine del caffè mentre io gli mando la luce facendo roteare la monetina. Facciamo, come si fa spesso, un po' di teoria e quindi cerchiamo di capire cosa succede da un punto di vista teorico, quindi cominciamo a fare dei piccoli modelli di cromatina, di DNA rispetto alla luce polarizzata e poi andiamo a prendere un'immagine verde che è quella che mi viene da dei segnalini fluorescenti che mi dicono quanto è compattato il DNA e me lo dicono se è alta o bassa l'intensità, e dei segnali non fluorescenti che voglio mettere eventualmente in relazione con questi. Quindi il mio microscopio atomico, cioè che ha questa possibilità di ottenere delle informazioni con una precisione subnanometrica ma a livello dell'angstrom, contiene una parte che gli permette anche di ottenere informazioni senza mettere nessuna bandierina fluorescente. A questo punto dico, va bene, ma allora usiamolo. E abbiamo
po' di problemi su cui usarlo. Possiamo usarlo nella storia dei bambini nati vecchi, provare a capire che cosa succede. Possiamo provare a usarlo per il neuroblastoma. Possiamo provare a usarlo per come si scatena eventualmente un'azione tumorale. E nel farlo ci possiamo fidare del fatto che ci sono dei cosiddetti sistemi biologici modello, cioè dei sistemi che in qualche modo progrediscono sempre nello stesso modo, cioè il DNA si organizza sempre nello stesso modo per quella malattia, ritorna indietro, va avanti, li riusciamo a controllare in laboratorio. Abbiamo tantissimi dati, perché abbiamo tutti i dati colorati della fluorescenza, più tutti i parametri che stanno intorno alla fluorescenza, che non ho detto, ma che sono tantissimi, più tutti i dati, quelle 16 misure, più tantissime altre, senza mettere le etichette. Ne abbiamo veramente tanti. Come fare a trattare tutti questi dati? Momix li raccoglie, li mette da qualche parte. E ora come fare a dire qualche cosa avendo tra le mani tutti questi dati? Viene naturale pensare di usare l'intelligenza artificiale, pensare di usare il calcolatore non solo per produrre dei numeri, ma per produrre qualche cosa che a livello decisionale può essere interessante, per produrre qualunque altra cosa, dei numeri anche, ma non solo. Allora, Alessandro Verri è venuto a Erici a tenere una lezione e ci ha ricordato quanta storia ci sia dietro l'intelligenza artificiale. L'altra sera Tommaso Poggio ha ripercorso un po' la storia dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Quella artificiale non vuol dire nulla. Se riprendete in mano il Convivio di Dante, è il primo che usa nella lingua italiana il termine artificiale, lo utilizza per dire fatto con arte umana. Non sta dicendo nient'altro. Però dagli anni 50 ad oggi sono successi una serie di eventi che hanno permesso, vi piaccia o meno, ne possiamo discutere, di arrivare a ChatGPT, ma lo cito solo perché è molto popolare, che sono gli avanzamenti tecnologici. Cioè, se ChatGPT oggi dovesse utilizzare il calcolatore meccanico di Babbage, ammesso che potesse mai funzionare, sarebbe difficile riuscire a parlare con ChatGPT in tempo reale, tanto per fare un esempio. No? E allora, quando i ricercatori e le ricercatrici nei laboratori raccolgono dati, di tutti quei dati cosa possiamo fare? La nostra idea è quella di provare a usare l'intelligenza artificiale per estrarre delle relazioni tra questi dati e provare ad estrarre dei parametri, degli elementi che sono un sottoinsieme dei dati che abbiamo, ma che ci dovrebbero, nell'idea che hanno le persone che utilizzano questo approccio, ci potrebbero permettere lo stesso di trarre delle conclusioni. Cioè, anziché osservare tutto per prendere la decisione, di tutti i dati che ho preso, riuscire ad estrarre i parametri essenziali. Ora vado avanti su questo e non vi tedio sulla parte né matematica né nella parte di intelligenza artificiale, ma vi ricordo che la natura, di nuovo, fa delle cose del genere già. Il Nautilus. Il Nautilus ha un sistema nervoso particolarmente rozzo, però anche il Nautilus ha la necessità di riconoscere i predatori. E se le informazioni che arrivano al Nautilus fossero di quella complessità, gli sarebbe difficile prendere una decisione. E allora la natura l'ha dotato di una piccola apertura, che in realtà si usa anche in microscopia, che gli permette di prendere questa informazione. E allora riesce a decidere. Ed è questo che vogliamo provare a fare. Costruire un insieme coerente di informazioni, di set di informazioni, dai quali andare ad estrarre dei parametri che permettano di prendere delle decisioni. Usiamo delle reti tipiche dell'intelligenza artificiale e le reti tipiche sono quelle dove voi andate a mettere dentro un oggetto e gli chiedete di riconoscerlo. La zebra, e poi vi aspettate che fuori vi dica che quella era proprio una zebra, un uccellino che quello era proprio un uccellino.
E nella discussione dell'altra sera però è venuta fuori un'altra esigenza, che è una finestra aperta sui nostri nipoti o sui figli o sui più giovani. Qualcuno dice, e io penso, diciamo, che questo sia vero, che serve per capire quello che fa un programma di intelligenza artificiale oggi, serve una nuova matematica. Questa frase è una frase che mi ha ricordato e della quale ha ricordato questo anche Tommaso Poggio. L'elettricità. Quando Volta ha fatto la pila, e quindi non ha scoperto l'elettricità, ma ha fatto la pila, le persone hanno usato la pila. Usiamo le pile tuttora. Ma ci è voluto Maxwell una nuova matematica ed una nuova spiegazione per andare a spiegare quello che si stava facendo e per, partendo da quel punto, avere un ulteriore avanzamento degli altri usi. Siamo un po' in quella fase. Quando noi usiamo ChatGPT stiamo utilizzando una pila e ci vorrà qualcuno che probabilmente possa permetterci di migliorare le cose spiegando o trattando in modo differente rispetto a come stiamo facendo quello che avviene in quell'immensa mole di dati. Se voi poteste mettere la testa dentro ad un sistema di intelligenza artificiale, avete messo una macchina e chiedete di riconoscerla ed andate a vedere tutte le immaginine che escono nel processo decisionale per dire che macchina è, non riconoscereste mai una macchina. Sì, sono un fan di Francesco Guccini. Faccio vedere Francesco Guccini però perché effettivamente se io metto dentro delle immagini di microscopia ed essendo un fan di Francesco Guccini esce un'immagine di Francesco Guccini, sono un po' preoccupato del programma che ho scritto, che abbiamo scritto effettivamente. A dire che in realtà quando vengono fatte queste cose c'è tutta una fase che si chiama addestramento del sistema di calcolo, del sistema decisionale, del sistema di sintesi di quei dati, che una volta che è stato utilizzato mi permette di riconoscere effettivamente il gatto da Francesco Guccini, ovvero di far uscire qualche cosa di utilizzabile forse più facilmente. In microscopia ci sono tanti usi di intelligenza artificiale che non mi piacciono. Faccio vedere questo come tanti altri, e così come non ci sono anche in altre discipline che non mi piacciono. Cioè quando le persone utilizzano, etichettano intelligenza artificiale qualche cosa che fa qualche cosa che già facevamo, ma non gli dicevamo, non dicevamo che era intelligenza artificiale, facevamo del calcolo di correlazione, facevamo dei calcoli un po' più avanzati per estrarre delle informazioni. Ma quello che credo bisogna fare è provare a buttare la palla avanti. Io non so quanti di voi hanno visto e o si ricordano di questa partita. Chang Lendl, te ne ricordi? Chang, uno sconosciuto, praticamente uno sconosciuto contro Lendl. Aveva già vinto dei Roland Garros. Fanno la partita, la loro partita, e Chang fa una cosa incredibilmente inattesa. Te la ricordi? E ti faccio vedere il filmato. Chang batte dal basso in una partita a Roland Garros contro Lendl, batte dal basso. Il pubblico è in delirio. Lendl è assolutamente spiazzato da tutto questo. Chang vincerà l'incontro. Poi vincerà anche Roland Garros, unico caso per lui. Ma butta la palla avanti, fa un'altra cosa. In realtà, vi confesso, ma solo perché siamo in accademia e quindi non posso dire bugie, che questa cosa che un po' mi vendo come questa grande intuizione palla in avanti di Chang, pare che Chang l'abbia fatta non perché genialmente ha deciso eh, di truffare un po', diciamo, il suo avversario, ma perché pare che avesse un mal di schiena incredibile e non sarebbe stato in grado di fare una battuta come si conveniva, con la potenza, no? 200 km all'ora arrivano quelle palline, no? Quindi ha battuto in quel modo lì. No? Però, diciamo,
portare la palla avanti. Allora l'idea è quella di fare, ho finito, di fare un microscopio artificiale che già si sta un po' facendo. Nei laboratori arrivano dei microscopi che fanno una cosa. Tutte le volte che noi, dico noi perché mi piace fare microscopia, tutte le volte che ci interfacciamo con dei biologi e dei medici e ci portano delle cellule, il medico e il biologo vuole sempre essere sicuro, quando osserva il segnale in fluorescenza, che se ci pensate è un segnale alla cieca, perché è come se io dicessi adesso, metto una bandierina fluorescente sulle punte dei vostri nasi, poi spengo la luce, conto i segnali fluorescenti e uso la presunzione di avere marcato solo i nasi e di averli marcati tutti. Quindi quando io faccio quella colorazione non sono proprio sicuro di questa cosa. Dimmi grazie. Ah. Allora il biologo e il medico mi dicono, ma se io però vedo il nucleo della cellula, sono più sicuro che quei segnali arrivano dalla casetta cellula. Per vederlo, e qui di nuovo i genovesi e anche le ditte contano, devo utilizzare un marcatore per DNA che in realtà funzionerebbe bene se illuminato un po' nell'ultravioletto, quindi con una sorgente che costa più delle altre. E quindi tutte le volte, anche se uno fa delle cose a livello affinemente, a livello atomico, arriva sempre quello che dice però io voglio vedere il nucleo. Allora i microscopi moderni che già lavorano alla scala nanometrica hanno detto va bene, ma il signor Zernica ha inventato il contrasto di fase. Il contrasto di fase dice quando la materia è più o meno condensata. Quindi il nucleo è molto compatto, il citoscheletro contiene prevalentemente acqua, li so distinguere. Faccio del training, dell'addestramento con un programma di intelligenza artificiale, gli faccio vedere tante coppie di immagine senza bandierine e immagini con le bandierine del nucleo, quindi quando la persona non ha più bisogno di vedere con la bandierina il nucleo, guarda al contrasto di fase, il calcolatore, il computer glielo trasforma in un'immagine col nucleo e le persone sono contente. Questo è il livello minimo. All'Allen Institute l'hanno fatto per diverse molecole fluorescenti, quindi buttano dentro delle immagini senza fare nessuna etichettatura fluorescente, prima hanno addestrato il sistema e alla fine riescono a ottenere delle immagini colorate, quindi con la specificità della molecola fluorescente, senza aver usato molecole fluorescenti. Questa è un po' la frontiera dell'intelligenza artificiale. E perché è importante che sia il microscopio atomico a portarla? Perché il microscopio atomico, che diventa intelligente, è quello che può portare delle nuove immagini senza etichetta insieme a delle immagini che prima non ci sognavamo di poter acquisire, quelle con precisione a livello dell'angstrom. Quindi anche se non mettiamo etichetta potremmo addestrare il sistema a trasformare qualcosa senza etichetta in qualcosa che con l'etichetta riuscirei a vedere con una precisione dell'angstrom. Trovo che questa sia una cosa interessante in un connubio tra il microscopio atomico e l'intelligenza artificiale. Siamo ad una fase molto preliminare, cioè iniettiamo delle cose che vengono da quelle matrici e otteniamo degli oggetti che sono simili a quelli in fluorescenza, è un percorso lungo, ma pensate, per dire all'IT Barbara Mazzolai fa i robot soffici. L'immagine che vedete sotto un po' sfocata è l'immagine del tanti anni fa. Oggi siamo in grado di vedere le singole molecole. Invece di quell'oggetto per andare a investigare che cosa succede nel vivente, posso pensare di andare ad utilizzare un sensore a radice che si va a infilare, sente l'acqua o sente l'oggetto dove deve arrivare e si porta dietro anche una telecamera per produrre delle immagini direttamente. Cioè veramente si apre una finestra di possibilità che mette in condizione il medico del futuro di entrare in uno scenario che è apparentemente virtuale,
ma nel quale può prendere decisioni. L'idea nel mettere insieme l'atomico in termini di precisione di localizzazione con l'intelligenza artificiale, immaginate un medico che sta tagliando 25 centimetri di intestino a una persona e indecisa se tagliargliene 25 o 27. Per la persona cambia molto dopo, ma se si sbaglia e gliene taglia pochi, cambia molto lo stesso, perché il problema gli rimane. E se quel medico avesse degli occhiali dove a fronte di avere puntato uno strumento che gli dà un'immagine in bianco e nero, gli compare un'immagine con contenuto molecolare, potrebbe prendere meglio quella decisione. Certo, questa nuova generazione di medici andrebbe addestrata, quindi dovrebbe imparare a capire che cosa vuol dire avere delle immagini a livello molecolare e come usare magari l'intelligenza artificiale. Se vi sono piaciute delle cose qua dentro, il merito è di questi ragazzi. Gli errori li ho messi io in prima persona e vi ringrazio davvero molto per la vostra pazienza e se avete delle domande rispondo volentieri. Grazie a voi. C'è qualcuno? Qualche domanda? Quella scena di Landis, ma la ricordo benissimo, adesso che l'ho rivista, e non è l'unico a usare quel sistema, tra parentesi, successivamente. No, volevo chiedere, nella prospettiva dell'ITT, nel suo, diciamo, futuro globale, eccetera, quanto gioca l'intelligenza artificiale, che poi è uno strumento, in realtà, cioè, non so come si colloca rispetto ai robot, allo sviluppo dei robot, piuttosto che altre strade, quella del microscopio molecolare, eccetera. Vorrei capire come si pone l'ITT. Sarebbe una discussione un po' più lunga di quella che vado a fare. E effettivamente il commento che avevo fatto all'inizio riguardava il fatto che intanto l'intelligenza artificiale la vediamo e io credo che nel prossimo futuro le persone parleranno di coscienza artificiale e poi se volete ne parleremo. Però limitiamoci all'intelligenza. La vedremo come l'aveva definita Tagliasco, cioè la risposta più seria della tecnologia alla fantascienza, quindi ai salti in avanti. L'IT come si colloca? E si colloca bene, nel senso che ci sono tantissime persone, tantissimi giovani che sanno scrivere in programmi di intelligenza artificiale, sanno sviluppare intelligenza artificiale e per quella multidisciplinarietà che non è solo dell'IT, ma è anche dell'università ed è anche degli istituti di ricerca, questa, diciamo, si sta spandendo un po' ovunque, con qualche pericolo. Ma poi dico dove viene applicata. Dico questa cosa del pericolo perché sono d'accordo con Maurizio Ferraris, che è un filosofo, nel dire che il problema che abbiamo sull'intelligenza artificiale, e non ne vedo altri personalmente, non è quello della singolarità dell'applicazione, cioè di quell'applicazione che cosa potrà fare e vediamo tra un attimo cosa può fare nella robotica, ma è del fatto che forse è una di quelle risposte della tecnologia che per la prima volta sono incredibilmente nelle mani di tantissime persone. Se avete visto il film Oppenheimer potete pensare quello che vi pare, ma quella bomba atomica difficilmente tutte le persone che vanno al supermercato potrebbero decidere di usarla come gli pare. L'intelligenza artificiale no. E quindi aumenta la probabilità che nell'uso malevolo o benevolo si possano scatenare dei problemi. L'IT ha diverse attività di ricerca, lasciamo stare la microscopia, credo di avere detto come la vorrei utilizzare. Nella robotica posso fare almeno 2 esempi. Sono stati in grado di raccogliere tantissimi dati su una caratteristica degli umani, che è particolarmente cara ai giocatori di poker. La caratteristica è quella che ogni persona ha una serie, diciamo, di movimenti, di azioni quasi impercettibili
che non riesce a controllare. I giocatori di poker lo sanno, perché mettono gli occhiali scuri, perché sanno che per quanto loro cerchino di non fare vedere qual è la loro idea, se stanno bluffando o meno, non lo so, io non sono un giocatore di poker, ci sono dei movimenti ciliari impercettibili in generale, ma che altri giocatori potrebbero cogliere, che fanno capire quello che succede. Allora, c'è stata tutta una fase di raccolta di dati di questi segnali di tipo impercettibile. Sono tanti. L'intelligenza artificiale permette in questo caso di fare in modo che questa grande mole di dati, dopo un addestramento del robot, chiamiamolo pure robot, che sia un robot soffice o sia un robot AICA ben differente, quel robot, quando voi prendete una bottiglia d'acqua, capisce se volete bere, se la volete lanciare, se la volete passare a qualcuno. Questa è un'applicazione concreta nella visione robotica dell'intelligenza artificiale. Quando un bambino autistico ha a che fare con una persona che cerca di recuperarlo, coglie immediatamente il fatto che quella persona sta forse esprimendo del supporto in qualche modo, magari si sta stufando, magari anche un po' scocciata di aspettare quell'esito di risposta, ma se lo fa di fronte a un robot empatico come iCab, che nella raccolta di tutti i dati, di tutte le possibili trasmissioni di sensazioni che ci possono essere tra gli umani, riesce a far percepire a quel bambino autistico che invece c'è sempre un livello di attenzione alto verso di lei o verso di lui, la comunicazione è facilitata. E quindi anche in questo caso è possibile utilizzare, cioè trasferire la possibilità di utilizzare quella grandissima quantità di dati che abbiamo a disposizione in qualche cosa di concreto e di funzionale in qualche modo. Questi sono i primi due esempi che mi vengono in mente. Cosa? Perché il nostro teatriere campione italiano scopone. Quindi parlava proprio di tutta questa tecnica di osservazione dei gesti del suo avversario, ma li vince sempre sto qua. È uno che è bravissimo già a dire, ma ancora più bravo come campione italiano. Provate a farlo giocare con e diceva alfabeto. che i peggiori, spero non offende nessuno, sono gli svizzeri, perché gli svizzeri fanno dei mastrussi su queste cose qui terribili. No. Quindi diciamo in realtà ci sono tantissime applicazioni. Quando vi sembra che l'applicazione passi per degli esercizi frivoli come quello di giocare a scacchi, beh, non è così. Si cerca di capire in quel caso proprio quali sono i meccanismi con cui l'intelligenza artificiale su quella grossa mole di dati che ha interviene. E in effetti, se qualcuno di voi ha letto le notizie rispetto al gioco dei robot che utilizzano l'intelligenza artificiale, le partite più difficili sono in realtà in un gioco che non ha regole. Cioè, ha regole, ma ha regole semplicissime, che è il Go. Quando si gioca a Go non è come si gioca a scacchi, quindi la quantità di casi possibili aumenta in una maniera incredibile. E quindi lì forse una volta l'intelligenza artificiale aveva qualche problema in più. La macchina che si guida da sola effettivamente si può avvalere di programmi di intelligenza artificiale, e lo fa, compresi gli aerei, che la rendono particolarmente sicura. Ha un problema la macchina e l'aereo, ma lasciamo stare l'aereo, la macchina. La macchina ha bisogno di dialogare con una cloud, cioè con una nuvola che tiene i dati. Non facciamo andare la macchina con 750 kg di memoria al silicio sul tetto per avere tutti i dati, e se la cloud non funziona qualche piccolo problema c'è. Ma anche questo lo dico perché in realtà oggi che vogliamo regolamentare l'intelligenza artificiale può essere necessario o meno. Non intendo entrare in questo discorso, cioè non saprei che cosa dire, però quello che voglio dire in questo caso è che troverei sbagliato provare a regolamentare l'intelligenza artificiale così com'è, perché la tecnologia sta correndo così tanto rapidamente
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale cambierà rapidissimamente, quindi dobbiamo riuscire a prevedere un suo utilizzo e un suo sviluppo oltre quello che è esattamente adesso, perché adesso siamo a 50 anni da quando è stato introdotto il nome, ma 50 anni fa non c'era una tecnologia che mi permetteva di aprire il telefono e di parlare di microscopia con ChatGPT mentre torno a casa guidando l'automobile. Oggi abbiamo una tecnologia dove 150 kg di memoria al silicio possono essere sostituite in termini di memoria, circa 700 terabyte, da 1 grammo di DNA sintetico. Quindi ci sono degli sviluppi di intelligenza artificiale in tantissime discipline, ad esempio nella progettazione di nuovi farmaci. Il biologo questo lo sa bene. Il biologo ha fatto tantissime volte degli esperimenti dove ha lanciato tantissime possibilità sul tavolo e poi ha preso quella che dava l'esito. Se adesso lo voglio fare con il calcolo e fare tantissime strutture, beh, ho una potenza, ho una possibilità concreta, diciamo in più, ammesso poi di riuscire a capire quello che succede, e da qui forse nasceranno nuovi lavori per le persone. Io non credo che l'intelligenza, personalmente, ma è una mia, non sono, io mi occupo di microscopia, però io non penso che vada a togliere posti di lavoro nel senso più brutale del termine. Senz'altro il guidatore di calesse, quando è stato inventato il treno, non era felice e ha mutato, diciamo, il suo modo di essere, ma questo è avvenuto nella storia dell'umanità sempre, no? Quindi ci saranno delle altre cose senz'altro da fare, ci saranno già ci sono però purtroppo dei lavori che sono atrocemente avvilenti per le persone legati all'intelligenza artificiale. Io quando ero ragazzo per mantenermi un po' gli studi portavo medicine per un magazzino alle farmacie. Quando le farmacie cambiavano prezzo, dico un prezzo a caso perché non me lo ricordo, ma passavano da 1.000 lire a 1.500 lire, mi davano 5 centesimi a fustella per cambiare il prezzo sopra il farmaco. Oggi ci sono centinaia di persone che stanno ore e ore davanti ai video per fornire dati all'intelligenza artificiale, cioè riconoscere visi, riconoscere a meno di 5 centesimi. Ci sono anche questi nuovi lavori, aberranti da un certo punto di vista, però ci sono. L'intelligenza artificiale vive della possibilità di utilizzare una grande quantità di dati. Non ha ancora risolto pienamente il problema, lo sta affrontando, di come dividere i dati da dati spazzatura a dati da utilizzabili. Questo vale anche per le pubblicazioni scientifiche. Quelli di voi che ricordano l'articolo su Nature di Beneviste della memoria dell'acqua, era un dato spazzatura quello. In realtà era un caso costruito a tavolino da Maddox, che allora era il direttore di Nature perché voleva far vendere di più Nature. Però questo è un altro problema, no? Quando parliamo delle fake news, delle notizie ingannevoli, tutte queste cose, se poi mi dite un ragazzino si fa il compito in classe, se lo fa usando ChatGPT, vabbè, però io l'ho sempre passato il compito di matematica a chi me l'ha chiesto dentro un pezzettino di carta lanciato dentro una pallina. Non è quello il punto. Il punto è quello che dice Maurizio Ferraris, cioè che la quantità di persone che hanno accesso diretto a questa nuova, chiamatela tecnologia, come vi pare, è incredibilmente più elevato di qualunque altra rivoluzione tecnologica. La stessa macchina per tessitura di Jacquard non era disponibile ai miliardi di persone che c'erano sulla fascia della Terra, no? E quindi è questo, il punto è questo. Poi la regolamentazione ci sarà, qualcuno parla di regolamentare come si è fatto per l'agenzia atomica. Dal mio punto di vista, per me sono cose assolutamente differenti e da trattare in modo differente, andrebbero trattate alla Chang, no?
buttando la palla in un modo differente, perché questo è quello che avviene. Domani, cioè voglio dire, quando col microscopio uso lo cosiddetto spada-array, Bertero non immaginava neanche nel 1980 che io avrei avuto a disposizione un oggetto che diceva che un fotone arriva dopo 1 nanosecondo e l'altro dopo 1,07 nanosecondi. Non aveva, se l'avesse immaginato, chissà che cosa avrebbe tirato fuori e quale sarebbe stato l'esito, no? Quindi, però non è che io devo fare lezioni nessun tipo. Se posso fare, se non ci sono altre domande, ritornare un po' alla microscopia. Sì. Cioè, quando tu parlavi della storia, sei partito dal 30, a me è venuto in mente che se fosse qui presente Anton von Leeuwenhoek, che per primo cominciò a osservare con un semplice microscopio gli animaletti microscopici dell'acqua, direbbe: non è cambiato niente, perché in fondo il microscopio atomico è un microscopio che si basa su principi fisici, perché ha eliminato, mi sembra, se ho capito bene, i marcatori, le molecole biologiche, le molecole fluorescenti, eccetera. Se ne sta dello stesso limite fisico della diffrazione che aveva Anthony von Leeuwenhoek o che aveva Galilei. Certo. Quindi, questo insomma, sì, però una... si avvale di tecnologie intanto molto avanzate, perché quel limite, in realtà quel limite della diffrazione, ne parliamo da 20-30 anni, ma prima nessuno riusciva a raggiungere con il microscopio di von Leeuwenhoek quel limite di diffrazione. Assolutamente. No, quindi quando diciamo limite di diffrazione, era un limite fisico, ma non è che uno riusciva a fare quella prestazione sempre. No? Adesso quella prestazione un bambino compra un microscopio dall'ottico e la riesce a ottenere. Poi però sono arrivati nuovi sensori, sono arrivate nuove sorgenti di luce, è arrivata una modalità di trattamento a dati differenti, ma soprattutto negli anni 40 è arrivato Giuliano Toraldo di Francia, che sbaraglia tutto. Dice: signori, la diffrazione è lì, ma prendete il problema da un altro punto di vista. E quindi risolvi. Certo. Fantastico, no? Questo è come Ada Lovelace, dice: non fateli trattare solo i numeri per ottenere dei numeri, potete fare miliardi di cose. Si è messa a fare a razzi. Ed è fantastico, no? Questo, credo. E quindi sì, il microscopio è rimasto quello lì. Beh, sì, no. Però si è aggiunto tutta una serie di... Sono evolute una serie di cose. Anche l'intelligenza artificiale, in fondo, è una tecnica che permette di elaborare quantità di dati immensi in pochissimo tempo e dare un risultato. Ma quel pochissimo tempo, però, nel 1950 era un altro tempo. Era un altro tempo. Adesso, via via che andiamo avanti, il tempo si riduce sempre più per ottenere quel risultato. E quando von Neumann, secondo me, ha detto una cosa che comunque vale per qualunque cosa, no? Se tu riesci a spiegare precisamente che cosa deve fare un calcolatore, il calcolatore cosa deve fare, lo farà. Ma questo vale per tutti, in fondo, no? È quel precisamente. Noi a volte, in realtà, forse, e magari anche nel mio caso, facciamo delle domande sbagliate. La risposta è quella che è. Ma le domande a volte sono fuori, sono un po' fuori contesto in alcuni casi. Con l'intelligenza artificiale stiamo esagerando, perché quando i giornalisti dicono: gli ho chiesto di scrivere nel mio stile un articolo, l'ha scritto peggio, l'ha scritto meglio. C'è stato in televisione da Gramellini un critico d'arte che ha detto: ho raccontato a ChatGPT come è fatta la Gioconda e gli ho detto di riprodurla. Guardate che schifo. Certo, se lo diceva a chiunque di noi, senz'altro se lo diceva a me, otteneva una cosa peggiore probabilmente. Cioè, certo, dipende da no, ci stiamo muovendo a volte su delle cose che non hanno nessun... Ammesso che poi siano importanti. Quando dice che io mi sono laureato a Torino anziché a Genova, è sbagliato. Ma se ci penso, non è così rilevante. Laureato ti sei, comunque. La laurea sì, ce no, l'hai. ma voglio dire, ma anche questo... certo, potremmo avere prezzato... No, vabbè, per dire, no, che comunque... No. Però io credo che l'intelligenza artificiale sia una grande risorsa, in microscopia senz'altro, ma anche unita a tutti gli altri avanzamenti. Non credo che possiamo... Cioè, possiamo provare a dire non fate questo e non fate quell'altro. Lo sanno bene
quelli che fanno biologia in genetica, tu puoi provare a dire questo non lo puoi fare. Però il film I bambini venuti dal Brasile l'abbiamo visto in molti. E quindi se oggi qualcuno vuole fare dei cloni di Hitler, è meglio che se li fa di personaggi che vediamo tutti i giorni. Insomma, comunque nelle prossime conferenze sentiremo qualcos'altro dell'intelligenza artificiale, perché verrà Alessandro Verri che ci parlerà. Alessandro Eri ci ha fatto una lezione bellissima, sì, lo ringrazio. Se ci sono altre domande, se no interrompiamo.